Biavarol. In italiano è Biadaiuolo, un personaggio caratteristico da Venezia, che nella mia infanzia mi ricordo, anche con tristezza perché delle volte in tempo di guerra qua c'erano un'aria, si stava anche in coa, magari per due patate, poca roba. Ma però chi aveva besci che a votare poteva trovare tutto, perché di tutto che c'era e di tutto si poteva trovare. È la famosa borsa nera. Che c'era gente che veniva da campagna, che aveva la possibilità di avere, io aveva bestie, aveva galline, poi altre, comici, di tutto, uovi, burro, formaggi, salami, di tutto, solo che costava e la gente che poteva spendere non ne c'era tanta. Ecco, questo era il Biavarol, che ai Bari abitavo allora, e ne c'erano anche tanti, perché cominciamo con Vito Cicillo, che era amante della morte, ed era talmente brutta che noi avevamo soprannominata morte. Dopo che c'era Baldo, in Cantone i Bari, dove che lavorava anche a Germano, un amico che ho incontrato qua, che ho fatto amico del padre Santa Marta. Dopo che c'era Viscontini e Mario del Cantone i Bari, cioè che c'era quattro Biavaroi, più al quinto che c'era poco distante, in campo dei tedeschi, che c'era Flora Costantini. Ecco, questi c'era i Biavaroi che vendeva di tutto, e allora che c'era ancora i misurini di olio del semi, olio di oliva, e che c'era un centilitro, 10 centilitri, tutte che robe, tutte che misure piccole e grandi che si potevano, che c'era litri del certo. Questo c'era il Biavarol.